Dopo la bocciatura del protocollo Baxi-Pengo scendono in piazza i lavoratori della sede bassanese della multinazionale che bocciano l'azione politica e quella imprenditoriale alla base di questa situazione. E sul piatto resta un punto fermo: sì all'ampliamento, no ai capannoni nelle campagne di San Lazzaro. Ma sono tante altre le questioni ancora in ballo e ne parlano i sindacati. Che cosa chiedono i lavoratori con questa iniziativa oggi? Chiedono urgentemente la costituzione di un tavolo di lavoro per gestire la situazione che è andata, che si è congelata dopo il voto del Consiglio del 27 del mese scorso. Secondo voi ci sono delle responsabilità in quello che è accaduto finora? Allora io credo che entrambe le parti, sia la parte datoriale, gli imprenditori, sia la politica, abbiano fatto delle scelte o delle non scelte dal mio punto di vista rispetto al progetto complessivo. Che cosa chiedono i lavoratori qui oggi? La politica dice bene l'ampliamento, non può restare parole, devono diventare fatti e quindi la politica basta uscite e slogan, ma faccia fatti, convochi da subito quel tavolo per trovare un'alternativa che possa permettere a Pengo di andare da un'altra parte, non a costruire nuovi capannoni, e alla Baxi di ampliarsi all'ex Yard. C'è qualcuno che ha sbagliato in questo percorso? Ma io non direi che ha sbagliato, sicuramente ci sono stati molti errori da parte della politica di sottovalutare quello che è comunque la voce dei cittadini, da parte imprenditoriale probabilmente come si è imposta la questione, ma questo già comunque abbiamo avuto modo di discuterne comunque con il diretto responsabile, quantomeno l'ingegner Favro, amministratore delegato di Baxi, per quanto riguarda la Baxi, che comunque è la fabbrica dove lavoro. L'errore diciamo c'è stato da tutte le parti, però questo errore non deve ricadere comunque, le conseguenze di questo errore non devono ricadere sui lavoratori.